Amici appassionati di Serie C femminile, buon pomeriggio da Stefano Oteri, ben trovati per la sesta giornata del Girone A che entra nel vivo con la sfida fra Monterosso e Lumezzane, una giornata che già, a dire la verità, è partita con le prime gare di quest'oggi, con la vittoria esterna del Tarros contro la Rinascita Doccia e la partita che per adesso è ancora in fase di svolgimento fra Caprera e Angelo Baiardo, ma soprattutto riflettori puntati su quello che tra pochissimo sarà il big match di questa giornata. Due squadre che stanno bene, due squadre reduci da momenti sicuramente importanti, con la doppia vittoria consecutiva del Monterosso, con il trionfo per 3-2 contro il Vittuone e il 4-0 rotondo rifilato a Rinascita Doccia. Dall'altra parte Lumezzane viene da un percorso quasi del tutto netto con 4 vittorie e una sola sconfitta, il secondo posto in graduatoria con 12 punti, la vittoria contro lo Spezia di misura nell'ultima giornata che ha fatto cancellare il passo falso con il Real Meda, anche quello di misura. Padrone di casa invece, che hanno 6 punti in classifica, ottavo posto, però una gara in meno con 2 vittorie e 2 sconfitte, quindi questa partita potrebbe sicuramente avvicinare le due squadre se il Monterosso dovesse avere la meglio, altresì il Lumezzane potrebbe continuare il suo percorso importante alla ricerca del primo posto, prima piazza che è occupata per adesso dall'Orobica Bergamo con 15 punti, quindi 3 lunghezze che distanziano le due squadre, ma come dicevamo sicuramente atteso grande spettacolo, atteso una partita con ritmi intensi, visto ciò che è stato fatto vedere nelle ultime giornate. Come vedete, clima spettacolare in questo pomeriggio, giornata ideale per scendere in campo con il 4-2-3-1. Lo vediamo grazie alla grafica, le due formazioni che si affronteranno a specchio: il Monterosso con Massimo Vezzali che ha scelto fra i pali Deborah Picco, la linea difensiva composta da Alison Zamblera, Alessia Frecchiami, Federica Parsani ed Elisa Lazzaroni. In mediana il tandem composto da Laura Perniciaro e la capitana Denise Alemanni. Le tre ragazze dietro Lisa Citarissi saranno Veronica Volonterio, Sofia Nervi e Chiara Bonacina. Risponde con lo stesso schieramento, come vi annunciavamo precedentemente, il Lumezzane di Nicoletta Mazza, con Aurora Gilardi fra i pali, Chiara Viscardi, Giulia Redolfi, Elisa Galbiati e Guia Vavassoli nella linea difensiva. Le due di centrocampo sono Katarzyna Dalecic e Elisa Zappa, e poi il tridente dietro Marta Basso, composto da Rafia Sule, Chiara Barcella e Laura Paris. Insomma, sfida che anche da questo punto di vista, sotto il profilo tattico, si prospetta molto interessante. Un 4-2-3-1 a specchio sarà certamente la tre quarti a fare la differenza. Da una parte e dall'altra giocatrici dotate di grande tasso tecnico, soprattutto su tutte Katarzyna Dalecic, davvero una delle ragazze che hanno rappresentato negli ultimi anni in maniera migliore il calcio femminile a livello internazionale. Per lei esperienza importante in Italia nel suo trascorso, ma esperienza di grandissimo livello soprattutto in patria, in Polonia. Lei che dal 2020 al 2022 ha sposato il progetto del Cracovia, ma che già in passato dal 2017 al 2019 era stata in Italia con Brescia e Sassuolo, tra l'altro incetta di premi nel corso della sua carriera in Italia e non solo. Lei che ha vinto il campionato italiano di Serie A con il Brescia, la massima divisione Extraliga nel 2019-20, ma soprattutto ha ricevuto anche premi individuali, come per esempio proprio nell'Extraliga la palma di miglior centrocampista della massima divisione nel 2015-2016. Ma questo solo per raccontare alcuni dei dettagli di una delle giocatrici più rappresentative per il Monterosso. Ovviamente c'è grande attenzione nei confronti di Lisa Citaristi, classe 2000, giovanissima, autrice lo scorso anno di ben 49 gol in campionato, gol che hanno poi permesso proprio al Monterosso di vincere la Coppa nella fase nazionale contro il Tarros e, tra l'altro, importante, ovviamente, importantissimo, ottenere la promozione in Serie C vincendo l'Eccellenza, risultato che ha permesso non solo di chiudere alla grande una stagione dal punto di vista personale per Lisa Citarissi, ma anche di squadra, ma anche di rappresentare un record per il Monterosso, che per la prima volta quest'anno è impegnato in Serie C, un record per il presidente Rote, per il DS Mauro Vezzali, che da oltre 10 anni nel calcio femminile, ma Monterosso che ha iniziato il suo percorso 6 anni fa proprio con Massimo Vezzali come
uno dei elementi principali, Massimo Pezzali, che oggi siede in panchina, e tra l'altro responsabile anche del settore giovanile, perché la Polisportiva Monterosso cura non solo con grande attenzione la prima squadra, ma anche quello che è rappresentato dalla linea verde, da un settore giovanile che può nel tempo poi garantire grandi successi nel fornire alla prima squadra delle giocatrici che possono rappresentare un vivaio importante. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere una gara di altissimo livello, squadre che tra pochissimo faranno il loro ingresso in campo. Dall'altra parte abbiamo parlato di Massimo Pezzali, c'è Nicoletta Mazza, per lei lo scorso anno l'esperienza con appunto il Lumezzane, confermata anche quest'anno in precedenza col Cortefranca in Serie B, prima ancora la vice e vittoria del campionato proprio al Cortefranca, l'annata successiva nel 2021-2022 invece la Serie B, la cadetteria con appunto il Cortefranca, e poi l'avventura con la Lumezzane, che per adesso sta garantendo grandi risultati e grandi soddisfazioni. Tra l'altro gioco offensivo per entrambe le squadre, 18 gol messi a referto dal Lumezzane, vuol dire terzo miglior attacco del campionato, dietro all'Orobica con 28 e la Solbietese con 20. Risponde il Monterosso con 10 reti, il settimo miglior attacco, però lo ricordiamo ancora una volta, il Monterosso ha disputato una gara in meno. Una particolarità sicuramente delle due squadre, come dicevamo, gioco offensivo, gioco che si garantisce tanto spettacolo, tante reti da una parte e dall'altra, subiscono però anche qualcosina, poco il Lumezzane, appena 2 gol, ma soprattutto il concetto che o si vince o si perde, nessun pareggio né per il Monterosso né per la formazione ospite, solo vittorie o solo sconfitte, poche come dicevamo per le ragazze di Nicoletta Mazza, ma certamente due squadre che cercano dal primo all'ultimo minuto di ottenere il massimo. Poi può andare bene, può andare male, ma questo è lo spirito e la mentalità che entrambi gli allenatori hanno voluto garantire più che altro al progetto e non solo a quello che può offrire la singola partita. Ci dovremmo essere, sembrano i momenti proprio antecedenti all'ingresso delle squadre in campo, vediamo arrivare i componenti dello staff tecnico sia del Lumezzane che del Monterosso, quindi tra pochissimo sarà il turno delle ragazze, con l'attesa, come dicevamo, per quello che può essere il match, anzi certamente è il match di cartello di questa giornata, e una grande attenzione anche per quello che succederà sugli altri campi, ma intanto le vediamo, arrivano le ragazze del Monterosso e del Lumezzane con il trio arbitrale composto da Tommaso Scuderi di Verona, Giovanni Siragusa di Saronno e Giovanni Scardino di Milano. E allora, squadra in campo, noi vi ricordiamo ancora una volta le formazioni, andiamo a ricordare il 4-2-3-1 del Lumezzane con Aurora Gilardi, Chiara Viscardi, Giulia Redolfi, Elisa Galbiati e Guia Vavassori, poi in mediana Catarzina D'Alezic ed Elisa Zappa con Rafia Sule, Chiara Barcella e Laura Paris, dietro Marta Basso. Per quanto riguarda invece il Monterosso, Deborah Picco, Ellison Zamblera, Alessia Frecchiami, Federica Parsani, Elisa Lazzaroni. Questo il quartetto difensivo con Laura Perniciaro e Denise Alemani, capitana Denise Alemani, che adesso vedete inquadrata insieme a Elisa Galbiati, la capitana del Lumezzane, e poi il tridente sulla tre quarti composto da Veronica Volonteiro, Sofia Nervi e Chiara Bonacina alle spalle di Lisa Citaristi. Strette di mano da una parte e dall'altra, allora davvero manca pochissimo e poi saremo pronti per assistere a Monterosso Lumezzane. Vi dicevo, partita che rappresenta una delle gare più attese di questa giornata per completare il turno. Moncalieri, Indipendente Ivrea, Vittuone Solbietese, Real Meda Livorno, Roma Calcio contro Prosesso Human, Spezia Human contro Orobica Bergamo, con l'Orobica Bergamo che risponderà a quello che tra poco farà vedere in campo il Lumezzane, un incrocio sicuramente molto importante. Di mezzo c'è lo Spezia, altra squadra che guarda la classifica nei piani alti con 10 punti, e dunque è un crocevia importante quello di questa sesta giornata. C'è un campionato davanti, quindi può succedere ovviamente di tutto da qui in avanti, ma sicuramente già questa partita potrà rappresentare uno scoglio da superare per chi è in vetta, o un'occasione, anzi un'occasionissima per ridurre lo svantaggio per chi insegue. Foto di rito per il Monterosso, Lumezzane invece che è già pronto
In mezzo al campo sarà proprio la formazione di Nicoletta Mazza a dare il là alla partita. Siamo pronto anche il direttore di gara, il signor Scuderi, che attende semplicemente che il Monterosso prenda posizione in mezzo al campo con la maglia numero 10. Rafia Sulè, altra ragazza, grande attesa in questa partita. Abbiamo parlato di Katarzyna Dalescik, ma anche lei, anche la numero 10, rappresenta un fiore all'occhiello sicuramente di questa squadra e, come è ovvio, un organico allestito per cercare di ottenere il massimo, ossia la promozione. Ci siamo partiti e dunque primo pallone gestito proprio dal Lumezzane con la Dalescik, girapalla sull'out di sinistra, un fallo, anzi palla che aveva superato la linea laterale, dunque rimessa per il Monterosso. Vedremo se sarà confermato il 4-2-3-1 di entrambe le squadre, se sarà veramente a specchio o se saranno riservate sorprese in fase di non possesso soprattutto. Per adesso vediamo una marcatura abbastanza attenta, però attenzione perché c'è lo sviluppo sull'out di destra con lo scatto da parte di Marta Basso fino in fondo, contrastata da Alessia Frecchiami, ancora la Basso, gira su se stessa, poi il cross all'interno dell'area di rigore, libera con grande puntualità la difesa del Monterosso, ma ancora Lumezzane, partita bene, formazione ospita, subito con una difesa alta, subito con Elisa Galbiati che cerca in profondità lo scatto di una compagna. Si trattava nella circostanza di Giulia Redolfi, palla troppo lunga, ma subito i principi di Nicoletta Mazza con grande aggressività, linea difensiva all'altezza del centrocampo, e come avete visto Terzini che spingono nel 4-2-3-1. Del resto è fondamentale la spinta degli esterni bassi. Ha provato la Redolfi, la circostanza precedente, a creare la superiorità numerica, e nel frattempo il Monterosso sembra andare a specchio completamente per cercare di ridurre lo spazio di manovra. Intanto qui proprio la formazione di casa che attacca con Veronica Volontero, ha cercato di arrivare fino in fondo ma su l'ultimo tocco, quindi rimessa per il Lumezzane. Tanti gol messi a segno da entrambe le squadre, 5 marcatrici diverse per il Monterosso, 8 addirittura per il Lumezzane. Guida questa classifica per la formazione ospite la Dalescik. Per quanto riguarda invece il Monterosso, ovviamente Lisa Citarissi, partita già con il piede sull'acceleratore con 3 reti, insieme a lei Denisa Alemanni, andata in doppia cifra anche la scorsa stagione. 2 punti di riferimento sicuramente nella crescita del progetto del Monterosso, che qui imposta proprio con l'Alemanni, pallone in verticale a servire Sofia Nervi, che però non riesce a controllare lo stesso. Allora si partirà ancora con una rimessa, stavolta per il Lumezzane. Redolfi cerca la gittata profonda, però non ci sono compagni, allora si torna indietro nuovamente la 32, surplus sull'aggressività dell'Alemanni, non c'è però una linea di passaggio. Qui lo prova, un passaggio abbastanza rischioso, giocatrice in maglia bianca stava per perdere il controllo della sfera, è stata brava però Elisa Galbiati a rinvenire, e allora ancora Lumezzane, ancora con calma, ancora dal basso. Movimento a venire incontro di Rafia Sulè, che poi va ancora in profondità, tutto in verticale, l'azione del Lumezzane si sviluppa a destra con Guia Vavassori, poi cerca il cambio di fronte, chiude solamente per un attimo il Monterosso. Nuovamente Lumezzane che controlla, stavolta la rimessa laterale, a destra e a sinistra spingono Guia Vavassori e Giulia Redolfi, come in questa circostanza. Ancora Vavassori verso Sulè, nuovamente il pallone per la numero 2 che lo spedisce al centro, poi il tentativo da parte di Chiara Barcella, pallone che è arrivato flebile fra le mani di Deborah Picco, si era smarcata bene la numero 5 che agisce nella zona centrale della tre quarti del Lumezzane, trequartista anche abbastanza tattico nella ricerca dell'ultimo passaggio. Chiara Barcella, ma anche brava a dare fastidio, in questo caso Alemanni, utile per recuperare palle ed essere subito fronte porta. Brava però l'Alemanni che allarga a sinistra, un po' di spazio per Elisa Lazzaroni, se lo prende, poi va in verticale, errato il tocco a servire Chiara Bonacina.
Era nuovamente Lumezzane, con calma. Barcella, si abbassa lei, poi il movimento di Sule che prende posizione, come se il suo ultimo tocco sì, ha cercato di lanciare Elisa Zappa in questo movimento verticale che viene spesso effettuato dalla Zappa e dalla Dalestic. La cerniera centrale di centrocampo è composta da queste due giocatrici che però poi hanno licenza offensiva spesso grazie proprio al movimento di Rafia Soulé. Non per nulla i 5 gol della Dalezzi che sono arrivati sia su situazioni estemporanee ma anche grazie a questi inserimenti. Intanto attenzione a Lisa Citarissi che riesce ad aprire a sinistra però in maniera imprecisa. Era partita Elisa Zazzaroni, giusto il timing, meno la potenza, anzi assolutamente sbagliato la potenza del servizio da parte di Lisa Citaristi. Si era creato uno spazio interessante da aggredire per il Monterosso. Il lancio lungo controlla però senza alcun problema Ellison Zamblera. Lei che riprende il gioco, pallone servito in avanti da parte della numero 2, palla che però viene recuperata dal Lumezzane che imposta a destra. Il movimento di Sule si va proprio verso la numero 10 che adesso controlla, si gira, poi Zappa, l'esperienza della Dalezic che allarga dall'altro lato, poi in profondità era partita con la giusta tempistica Laura Paris, anche qui nell'ultimo passaggio, pallone un po' lungo. Entrambe le squadre come vedete non lesinano coraggio e voglia di creare qualcosa. Dopo 6 minuti ancora punteggio fermo sullo 0-0, ma c'è ancora una volta lo spazio, stavolta occupato dal Monterosso, in verticale era partita Sofia Nervi, chiusa, poi Veronica Volontero, altro tentativo di servire nuovamente la numero 11, anche in questa circostanza impreciso, ma c'è lo spazio, c'è la possibilità di fare male da una parte e dall'altra. Sono due squadre che come approccio e come piglio sicuramente hanno dato vita a un ottimo inizio. Dalestic all'indietro con calma, adesso senza fretta il Lumezzane, uno sguardo in avanti, poi decide di portare palla alla formazione ospite 1-2 che si chiude, brava e fortunata in questa circostanza Guia Vavassori, poi nuovamente all'indietro, sempre il faro, la Dalezzi che controlla e allarga. Galbiati, pressione del Monterosso, si gioca sulle coppie, si gioca sulla ricerca dell'intercetto, sulla ricerca di aggressione proprio nel momento in cui arriva il pallone a disposizione dell'avversario per poter nell'1 contro 1 recuperare e ripartire, ma si creano varchi nel momento in cui si riesce a superare proprio la pressione nell'1 contro 1, come in questa circostanza, pallone giocato largo, un po' alla cieca probabilmente, pensava di trovare Chiara Bonacina, Elisa Lazzaroni, ma non era posizionata in maniera corretta la numero 8, e qui il lancio nella terra di nessuno da parte di Laura Perniciaro. Vavassori, anticipo netto su Marta Basso, molto attenta a questa circostanza a Zazzaroni, no, brava. Poi nel gestire il pallone si ripartirà col calcio di punizione per le ospiti. 8 minuti 34 secondi, sempre 0-0, punizione affidata ancora alla Vavassori. Va lunga all'interno dell'area di rigore, il controllo di testa, poi Sule anticipata con un tocco provvidenziale da parte di Alessia Frecchiami, si era ritrovata sola o quasi all'interno dell'area di rigore la numero 10 del Lumezzane, bravissima nella diagonale, e lì Alessia Frecchiami che ha letto la situazione pericolosa sulla torre
una giocatrice in maglia bianca rimasta isolata sul secondo palo, anticipata la Sulema, primo calcio d'angolo per il Lumezzane che continua a spingere, allora ancora pericolosa situazione da fronteggiare difensivamente per il Monterosso, sbaglia però il Lumezzane che torna nuovamente in possesso, la pressione, due giocatrici ad aggredire, in questo caso si trattava di Chiara Barcella che alla fine è fortunata, conquista la rimessa laterale con una carambola. Meno bravi Lumezzane a sfruttare invece il calcio d'angolo. Qui ci prova nuovamente la squadra ospite, pallone nuovamente però recuperato dal Monterosso, lancio lungo, zona centrale, l'anticipo di Tessa da parte di Sofia Nervi, allora si apre un'autostrada con la conclusione la rete, il vantaggio del Monterosso, pallone in verticale giocato da Sofia Nervi, il tentativo in extremis di Aurora Gilardi, ma conclusione imprendibile con un pallonetto splendido, lo rivediamo, pallone in verticale, tutta azione in verticale con il colpo di testa di Sofia Nervi e poi dovrebbe essere stata Veronica Volontero con un tocco delicato col mancino a superare con un lob l'estremo difensore avversario, ma davvero grandissima giocata tutta in verticale del Monterossi, la vediamo qui inquadrata Veronica Volonterio, bravissima Sofia Nervi a crederci, meno brava la difesa del Lumezzane a far rimbalzare una palla, cosa che non dovrebbe mai avvenire, aggressione della sfera per evitare problemi, non è stato così, allora brava come dicevamo Sofia Nervi a crederci e poi si è inventata un gol di pregevole fattura, ma soprattutto già nel pensarlo Veronica Volonterio si sblocca il parziale dopo 10 minuti, Monterosso in vantaggio, dopo che il Lumezzane aveva cercato di imbastire un possesso palla reiterato, Monterosso che giocava sul recupero della stessa per poi aggredire. Per adesso questa strategia sta dando ragione alle ragazze di Massimo Vezzali. Qui il lancio lungo, cerca Sulle di arrivare sulla sfera, non può, allora pallone che arriva facile tra le mani di Deborah Picco. Lumezzane che è sulla tre quarti riesce a intercettare un pallone, adesso a gestirlo con Laura Paris all'interno dell'area di rigore, chiamata all'uscita bassa, ancora la Picco, puntuale, precisa. Meno preciso invece l'ennesimo servizio, 25 metri la squadra ospite, che vedremo come dicevamo che reazione avrà, ha uno svantaggio un po' inaspettato per il possesso palla evidenziato, ma il Monterosso ha fatto vedere che in 2-3 circostanze c'era la possibilità di poter fare male in verticale nello spazio. La difesa alta del Lumezzane poi impone massima attenzione perché c'è tanto spazio fra l'ultima maglia e il portiere. Questo spazio è stato aggredito e sfruttato perfettamente dalla Volonterio. Sule molto attiva, torna all'indietro dalla Vavassori che controlla, poi smista centralmente verso Elisa Zappa, non ci sono spazi, costretta a tornare ancora una volta indietro nel Lumezzane. Galbiati cerca il lancio all'interno dell'area di rigore, palla verso la Sule che non riesce a concludere di prima intenzione, ma attenzione alla numero 10, ancora al centro, il liscio clamoroso perché era arrivata col tempismo giusto, se abbiamo visto male proprio Elisa Zappa a rimorchio sul cross della Sule, ma si va subito dall'altra parte, non c'è spazio per le riflessioni perché adesso è il Monterosso che ci prova, piega bene però il Lumezzane con tante ragazze già nella propria metà campo, decide cioè, con calma, con logica di ragionare la squadra di casa e di conquistare un calcio di punizione. Ancora brava Veronica Volonterio, non c'era la possibilità di superiorità numerica nonostante la ripartenza. Allora si riflette, si ragiona, si conquista un calcio di punizione sul punto di battuta. Cioè Denisa Lemanni col suo destro estremamente educato. Due in barriera per Aurora Gilardi. Parte l'Alemanni con il destro, stavolta non è stato proprio così educato come avevamo detto precedentemente, pallone che ha preso una traiettoria molto esterna, né un cross né un tiro, semplicemente
un errore nel calcio piazzato non sfruttato bene dalla capitana del Monterosso. Adesso lancio in profondità ancora verso la Sule, che non può arrivare. Ennesimo scatto della numero 10. Si partirà con la rimessa con le mani per il Monterosso. Guida Vassori, classe 95, una delle più attive sull'out di destra in questo inizio di partita, che ha vinto 2 campionati nazionali di Serie B e un campionato di Serie C, una grande esperienza per la numero 2, che adesso si è ritrovata fuori posizione, costringendo al fallo Chiara Viscardi, ancora non ben posizionata. Il Lumezzane non sfrutta però il Monterosso, aveva chiamato il passaggio in profondità Lisa Citaristi, il pallone gestito male, ma ci sono spazi davvero molto invitanti per il Monterosso, che sembra in questo inizio di partita essere più attento in fase di non possesso rispetto al Lumezzane, che ci sta provando con maggiore assiduità, con lancio lungo, con il movimento in profondità di Marta Basso e di Rafia Sule, ma concede davvero tanto in fase di non possesso. Il terzo gol subito in questo campionato, come vi dicevamo, era la miglior difesa insieme all'Orobica Bergamo, quella del Lumezzane. Terzo gol subito, ma soprattutto in 15 minuti tanti varchi potenziali concessi alle avversarie. Barcella. Si abbassa Laura Paris, che va a dialogare con Redolfi, poi ancora Barcella, dribbling, calcio di punizione conquistato. La tecnica e la lucidità di Chiara Barcella, che qui lascia però l'incombenza a Giulia Redolfi. Arrivano le torri, Capitan Galbiati e Chiara Viscardi, altre 4 giocatrici del Lumezzane all'interno dell'area di rigore. Si allarga la Paris, il cross della Redolfi all'interno proprio dell'area, era salita in cielo Elisa Galbiati, ma si era alzata anche la bandierina dell'assistente, posizione irregolare da parte della numero 14, cross tagliato alle spalle della difesa, sempre pericoloso, però brava la linea di Massimo Vezzali, che aveva lasciato in offside una delle 2 centrali che erano salite. Batti e ribatti, pallone che termina ancora in rimessa laterale, in spinta. Adesso il Lumezzane che vuole riprendere le file di un risultato parziale che vede in vantaggio il Monterosso alla rete di Veronica Volontero. Nel frattempo è rimasta a terra Federica Parsani nel contrasto forse con Marta Basso. Si tocca la testa la numero 9. Adesso duello che si ripropone, vinto ancora dalla Parsani. Monterosso che cerca di impostare con qualche rischio dal basso, infatti viene aggredita la Vavassori, che recupera palla. Vediamo se conquista anche il calcio di punizione. Si combatte proprio sulla linea del fallo laterale, ancora Vavassori, si alza la bandierina, sfera che aveva superato la linea, un po' elaborata, un po' pericolosa l'impostazione della formazione di casa, passaggio orizzontale che, se non è dosato nel migliore dei modi, diventa sempre un rischio enorme, anche perché Lumezzane ha sempre un baricentro alto. Grazie, adesso recupera palla con Chiara Barcella che dà uno sguardo in avanti, costretta a tornare indietro però Elisa Zappa, ancora Barcella, altro pallone sporcato e recuperato dal Monterosso con Citaristi che difende palla, conquista un calcio di punizione. Monterosso che si difende con tutte le ragazze dietro la linea del pallone, dietro la linea del centrocampo. Poi ci vuole forza e aggressività, gamba soprattutto, nel andare a coprire tanti metri in ripartenza. Ha dimostrato di poterlo fare in occasione del gol del vantaggio e della strategia decisa da Massimo Vezzali, che per adesso sta dando i suoi frutti. Sule,
Controllo e palla in profondità. Scatto di basso, duello in velocità con Alessia Frecchiami, ancora basso, tenta il cross, arriva però la Frecchiami, arriva anche la rimessa laterale. Ultimo tocco della numero 4. Allora prenderà il gioco la Vavassori con la palla all'interno dell'area di rigore, poi costretta a uscire dalla stessa Laura Paris. Coriacea conquista la possibilità di crossare verso Sule, anticipo all'ultimo da parte della difesa del Monterosso. Si era mossa bene la Paris che svaria da destra a sinistra, hanno invertito le posizioni proprio Paris e Sule. Vedremo se è una situazione momentanea o una direttiva arrivata dalla Mazza. Alessic, Varcella e poi Galbiati in massa tutto il Lumezzane nella metà campo avversaria, ancora Biscardi in profondità, il cross tentato da Laura Paris, sì, sembra proprio invertito le esterne. Nicoletta Mazza con Rafia Sule che adesso agisce sull'auto di sinistra e invece Laura Paris è sul versante opposto, vuole togliere punti di riferimento alle avversarie, oltre al piede invertito che è sempre una situazione molto pericolosa. Ennesimo fuorigioco fischiato a Lumezzane. Molto attenta e precisa la linea difensiva guidata Alessia Frecchiami, che anche in questa circostanza ha lasciato in offside un'avversaria. Monterosso che non difende con la linea alta, però gestisce benissimo quei metri che distanziano l'ultima giocatrice da Deborah Picco, e non sta gestendo altrettanto bene il tempo della giocata invece il Lumezzane. Qui c'è un po' di spazio per aprire il gioco a sinistra, lo fa bene l'Alemanni. Lazzaroni, anticipo secco di Vavassori, ancora la Vavassori che si ferma, poi col tacco elude l'intervento avversario e torna all'indietro. Zappa, altra palla in verticale, altro errore. Sta vincendo il duello sicuramente la Vavassori contro Chiara Bonacina. Bonacina che si muove molto, cerca anche di portare fuori posizione la Vavassori, ma per adesso partita molto attenta da parte della numero 2. Qui sbaglia il rinvio il Monterosso e allora continua l'assedio almeno come supremazia territoriale da parte delle ospiti. Qua il lancio lungo, poi cerca di liberare la propria metà campo. Abbiamo visto male la Parsani, ma il Lumezzane è altissimo e riconquista palla con Vavassori. Uno sguardo all'interno dell'area di rigore, il cross, la ribattuta, poi Zappa che non controlla, arriva la Delezzic, la conclusione, poi dalla distanza l'intervento di Picco, ma ancora Lumezzane è costretta alla scivolata provvidenziale. Elisa Lazzaroni, rivediamo qui il cross della Vavassori con palla che viene liberata centralmente, non è mai una grande idea, poi il tocco all'indietro con il tiro della Redolfi, intervento poi di Elisa Lazzaroni che rimane dolorante a terra, ma intervento fondamentale perché c'era Laura Paris che stava già pregustando la possibilità di concludere verso la porta. Si dovrebbe ripartire con una rimessa dal fondo e allora, oltre all'evitare la conclusione in porta nel contrasto, ha conquistato anche la rimessa dal fondo. Dico che vale quasi come un gol, però l'intervento della Lazzaroni di fondamentale importanza per il Monterossi, che adesso può ripartire con lo scatto in velocità da parte di Veronica Volonterio. Grande forza nelle gambe per la numero 7 che conquista una rimessa laterale nel contrasto con Chiara Viscardi. Era partita in ritardo la Volonterio, ma è riuscita a recuperare a metri. Era una grande gamba, una grande progressione, l'autrice del gol dell'1-0 per il Monterosso. (23 minuti), formazione di casa che prova ad imbastire un'azione con la Citaristi, che poi scivolata, più che altro evitato il recupero per l'avversario più che servire la Lazzaroni. Citaristi che per adesso si è vista poco, come del resto Marta Basso. Uno scontro fra attaccanti molto temibili, 3 reti per la Citaristi,
2 per la Basso in questo avvio di campionato. Una giocatrice che può accendersi da un momento all'altro. Intanto Sule al centro dell'area, c'è la possibilità per Laura Paris, che aveva tagliato benissimo da destra verso il centro. Ancora una volta questione di centimetri, questione di precisione nell'ultimo passaggio, se l'era un po' persa la difesa del Monterosso. Non è stata abbastanza precisa a Fiassole, ma l'inversione delle esterne per adesso sta creando qualche problema in più al Monterosso. Alemanni, uno sguardo e poi servizio verso Volonterio, che vince un rimpallo, poi costretta a bicare verso una compagna, batti e ribatti, altro lancio lungo, presa in velocità la Lazzaroni, ma la velocità di Laura Paris non le consente comunque di mantenere il pallone vivo. Rimessa laterale per il Monterosso. 11° gol siglato dalla squadra di Massimo Vezzali, era settima nella speciale graduatoria, ma intanto attenzione, torniamo in cronaca perché ci prova centralmente il Lumezzane, rimane dolorante l'Alemanni, si continua però a giocare. Il tentativo dai 30 metri da parte di Katarzina Dalecic, specialità della casa, la conclusione dalla distanza. Qui ci ha provato, ha semplicemente dovuto osservare la traiettoria. Deborah Picco, potente, ma troppo largo alla destra dei pali del Monterosso il tentativo del numero 17 del Lumezzane, mentre sembra aver rimediato un infortunio preoccupante l'Alemani, che adesso tiene il volto con le mani, un problema alla gamba destra. Non ci è sembrato un contrasto troppo duro con un'avversaria probabilmente appoggiato male o la caviglia o il ginocchio. Adesso si rialza un po' a fatica la capitana del Monterosso, perno fondamentale del centrocampo. Forse più la paura e lo spavento per Denise Alemanni che il reale problema fisico, un po' claudicante ovviamente, ma non sembra nulla di che. Per la numero 10 fosforo e lucidità sempre al servizio della manovra da parte di Denise Alemanni. Come diciamo, lo scorso anno in doppia cifra, già in questa stagione 3 reti. Anche lei è stata una delle artefici della splendida stagione vissuta dal Monterosso appena un anno fa. Quest'anno è ripartita con la consapevolezza di poter dare tanto a una squadra neopromossa, ma una squadra che si sta togliendo delle soddisfazioni e che adesso cerca di ribadire il vantaggio iniziale con un'azione impostata dalla Volonterio. Non si capisce con Citaristi, un cenno di intesa fra le due, voleva un movimento anticipato la Volonterio, ma era abbastanza imprendibile il suo lancio in profondità, come del resto questo tentativo per Marta Basso. Volonterio si abbassa lei, poi il rilancio lungo verso la Citaristi, anticipo secco di Chiara Viscardi. Ancora la Volonterio che cerca di rendere la vita difficile a Valvassori. Inversione di esterne da una parte e dall'altra, perché ha risposto Massimo Vezzali mettendo la Volonterio a sinistra e Chiara Bonacina a destra, anche perché la Bonacina, come diciamo, ne sta prendendo poche contro Valvassori. Qui Basso che si libera, il cross all'interno dell'area di rigore col tocco che stava per tramutarsi in autogol da parte di una giocatrice del Monterosso. Probabilmente si trattava di Federica Parsani. Rivediamo con stavolta la trama in verticale che aveva trovato la via giusta a destra, il cross e poi il tocco col mancino da parte di Federica Parsani, che chiede scusa alle compagne. Sospiro di sollievo da parte di Deborah Picco e calcio d'angolo per il Lumezzane, e però torna nuovamente ad accasciarsi Denise Alemanni. Allora forse il riacutizzarsi del problema c'è, e si è costretta al cambio il Monterosso, perdita pesante per la formazione di casa, costretta a chiamare in causa Giorgia Zonca con la maglia numero 16, pronta
l'aitante giocatrice in maglia numero 16 non ce la fa, dunque Denise Alemanni si è costretta a uscire sorretta, un componente dello staff e da una compagna. Davvero grande preoccupazione in volto per Denise Alemanni e perdita pesante, come dicevamo, per il Monterosso. Diventa Lisa Citarissi la capitana della squadra, in vantaggio per adesso, ed entra in campo con la maglia numero 16 Giorgia Zonca, soprattutto nella gestione della palla e della ripartenza. L'assenza di Denise Alemanni si potrebbe fare sentire. Qui però si riparte con il calcio d'angolo battuto dal Lumezzane, palla sul primo palo liberata dalla Parsania, ma ancora formazione ospite in avanti. Redolfi, il dribbling della 32 chiusa però dalla Volonterio, che porta a casa anche una rimessa laterale. Dovrebbe essere stato ravvisato alcun fallo, ma semplicemente l'ultimo tocco da parte di... anzi no, calcio di punizione. Vediamo, cercano di capirsi con l'assistente che è lì a due passi. Sì, alla fine era calcio di punizione, che sembrava che l'ultimo tocco fosse stato appunto della Volonterio, ma precedentemente era arrivato il fischio del primo arbitro. Pallone già battuto, batti e ribatti. Poi la Paris che cerca di mettere ordine, è tornato nuovamente sul centro-sinistra, palla persa però, un po' di spazio che viene preso da Alison Zamblera fino in fondo, rinviene, però sia la Paris insieme a Elisa Galbiati, rimessa laterale, aveva fatto uno scatto di 20 metri. Alison Zamblera che si è vista poco fino adesso, ma altra giocatrice dotata di grande gamba. Come dicevamo, è inevitabile, giocando con la difesa un po' bassa, nell'andare a recuperare palla, pizzicandola e andare in ripartenza, è necessario avere gambe, è necessario avere grande forza per strappare. Per adesso la sta dimostrando, è come il Monterosso che conduce 1-0 quando abbiamo superato la mezz'ora grazie alla rete di Veronica Volonterio. Deve ancora difendersi dal lancio in profondità. Il leitmotiv del Lumezzane è chiaro: scatto oltre la linea difensiva e cercare, con anche il servizio che arriva dalle retrovie, di trovare impreparata la difesa del Monterosso. Ma per adesso non sono arrivate situazioni pericolose dalle parti di Deborah Pico, tranne il rischio di autorete di Federica Parsani, in quel caso azione però sviluppata sugli esterni. Vavassori, un leziosismo di troppo, poi Citariesi che difende palla col fisico, elude l'intervento avversario, poi avanza ancora la neocapitana del Monterosso. Volonterio, altro dribbling interno dell'area di rigore, ultimo tocco da parte di Chiara Viscardi, ma Volonterio per adesso dominante, potremmo dire quasi sui due fronti, quasi incontenibile nella fase offensiva, ma anche importanti i suoi ripiegamenti in non possesso, una spanna sopra le altre. Questi 32 minuti, la numero 7 del Monterosso, che ha guadagnato un calcio d'angolo che verrà battuto da Sofia Nervi, 1-2 che si chiude, palla un po' arretrata, il tentativo proprio della numero 11, non si capisce se era un tiro o un cross, sicuramente gerato disperazione di Sofia Nervi, probabilmente un cross perché c'erano tante compagne all'interno dell'area di rigore. Come sempre situazioni da piazzato rappresentano ormai nel calcio moderno uno spunto importantissimo. Percentuale enorme di gol che arriva proprio sugli sviluppi di calcio piazzato. Di solito dovremmo dire contro squadre che si chiudono, in questa circostanza no, perché soprattutto il Lumezzane concede spazio, cerca di fare la partita un po' più chiuso il Monterosso, ma per adesso davvero grande spettacolo in 33 minuti, risultato leggermente a sorpresa rispetto alla classifica. Lumezzane, lo ricordiamo, prima dell'inizio della partita secondo in graduatoria, ottavo posto invece per il Monterosso, che però adesso deve fronteggiare l'avanzata sull'out di destra della Suleri, tornata su questa corsia, ma ancora una volta la precisione, e sicuramente nell'intervallo se ne parlerà e come, nello spogliatoio del Lumezzane, con Nicoletta Mazza che
esporrà questo problema, perché le situazioni pericolose, potenzialmente pericolose, si sono venute a creare tatticamente, ma poi non sono mai state sfruttate, mai concretizzate in reali situazioni pericolose per l'errore nell'ultimo o, in questa circostanza, penultimo passaggio. Rimessa laterale per il Lumezzane. Davanti alla panchina di Massimo Vezzali sarà Vavassori a riprendere il gioco. Sule difende palla dall'aggressione avversaria, poi il tocco da parte di Vavassori, recupera ancora una volta il Monterosso con calma dal basso, imposta la Nervi. Qui palla persa, pericolosissima da parte del Monterosso, costretto all'intervento in scivolata da Parsani, che però non riesce a liberare. Allora attenzione a Lumezzane, al limite dell'area, tiro che non trova potenza e precisione. È stata la Paris a incunearsi con un dribbling. C'è stato un doppio, triplo errore stavolta da parte del Monterosso, sia in impostazione ma anche dal punto di vista difensivo, non sfruttato dal Lumezzane, che adesso però deve difendere dall'altra parte. L'attacco di Chiara Bonaccina reso inoffensivo dal posizionamento di Capitan Galbiati. Allora ancora Lumezzane che riparte. Vavassori si muove centralmente la zappa, errore della numero 2. Poi solamente per un attimo Citaristi, un po' di confusione. Cioè ha provato l'entrata Zonca, sembra essersi leggermente abbassata Sofia Nervi, anzi la Bonaccina in mezzo al campo insieme a Laura Perniciaro. Oh, attenzione perché c'è Lumezzane che ci prova ancora con la Paris, e ancora sembra essere ormai un copione visto e rivisto. Pallone troppo lungo e sul fondo, diciamo, sembra essersi posizionata con la Perniciaro che rimane lì con la sua maglia numero 6 davanti alla difesa, e la Zonca al suo fianco. Nervi, Bonaccina e Volonterio sempre alle spalle di Citaristi, con Volonterio che rimane a sinistra e Bonaccina a destra. Sule, dribbling, grande eleganza da parte di Viscardi, che poi va in verticale, tentativo rimandato al mittente da Alessia Frecchiami. Attenzione alla Sule all'interno dell'area di rigore, il dribbling della Sule, la conclusione, la rete. Arriva il palo del Lumezzane, si accende Rafia Sule dal nulla su una rimessa laterale e ha eluso l'intervento avversario con un mini sombrero, potremmo dire. Lo rivediamo a basso, che era fuori posizione, ha portato forse un po' di scompiglio alla difesa avversaria. Il dribbling splendido della Sule, che poi è fredda con il destro a superare Deborah Picco, e come avevamo detto più volte, giocatrice capace di accendersi in un istante. Rafia Sule sigla la rete del pari e allora concretizza la tanta voglia e l'enorme mole offensiva prodotta dal Lumezzane, che era sempre stato impreciso nell'ultimo passaggio. Qui è arrivato da rimessa laterale, però grave ingenuità del Monterosso, che proprio sullo sviluppo di rimessa laterale non può subire un gol del genere. Posizione sicuramente sbagliata di tutta la difesa. È vero che la Basso forse è il suo battere, appunto, rimessa laterale, ha messo un po' in confusione il reparto di casa, ma c'è così tanto spazio a Rafia Sule sugli sviluppi di rimessa, è certamente una scelta che non può produrre nulla di buono. Paris, il dribbling e poi il servizio in verticale, cambio di fronte splendido verso Sule, che fa rimbalzare la sfera, non riesce a intervenire. Questa è un'altra giocata molto interessante col cambio di fronte di prima intenzione. Sule ancora una volta pronta lì a dare fastidio e a incunearsi tra le maglie avversarie. Lumezzane che adesso continua
un martello pneumatico centralmente, ma è brava il Monterosso a recuperare, poi allargare a destra dove c'è un po' di spazio. Zonca, pallone centrale verso Citaristi, poi Perniciaro di prima intenzione, allarga benissimo, c'è un po' di spazio per Veronica Volonterio. Sovrapposizione Lazzaroni contrastata dalla Sulè, ripiegamento difensivo a tutta fascia di Rafia Sulè che poi trova una compagna di squadra. Allora attenzione che si sviluppa la manovra tutta verticale dell'Umezzane, sbaglia però il controllo Marta Basso, il sacrificio diciamo in precedenza di Veronica Volontero ma anche di Rafia Sulè. Per adesso le due ragazze che stanno decidendo il pari di questo pomeriggio ma che stanno dimostrando anche grande spirito di abnegazione e sacrificio. Redolfi, out sinistro, il cross verso l'interno dell'area di rigore, pronta Deborah Picco in uscita a far suo il pallone. Deborah Picco che non poteva nulla sul tentativo di Rafia Sulè, ha cercato in uscita di tappare un buco creato dalle compagne, ma ha preso il tempo la numero 10 avversario. Biscardi ci mette il piede. Sofia Nervi rimessa laterale per l'Umezzane, 41 sul cronometro, 4 minuti e poi sarà solamente recupero. Il primo tempo chi ha visto in vantaggio il Monterosso ma ha visto l'Umezzane che ci ha provato dal primo minuto. Qui il lancio in profondità, si alza, anzi no, la bandierina del fuorigioco e c'è il gol del vantaggio dell'Umezzane. Marta Basso che prende d'imbucata la difesa del Monterosso e stavolta è bastato trovare la giusta verticalizzazione, la giusta dimensione del passaggio in profondità e Marta Basso ha risposto immediatamente presente con la terza rete stagionale per la numero 9 dell'Umezzane che proprio sul finale riesce a ribaltare il parziale. Bravissima la Basso a farsi trovare pronta a sfruttare quegli spazi che si erano visti nel corso del primo tempo. Posizione al limite da parte della numero 9, probabilmente era stata la Frecchiami a mantenerla in gioco. Avete come sempre le immagini a vostra disposizione, ma quello che conta è che sul fine del primo tempo il Lumezzane ha ribaltato il parziale, le reti di Sulè, Marta Basso, e adesso vedremo come andrà negli spogliatoi il Monterosso. Sicuramente non sarà facile dopo questo 1-2, questa doccia fredda. Situazione difficile anche e soprattutto dopo l'infortunio dell'Alemanni. Ancora Lumezzane, altro cross verso Sulè, pallone che bacia la traversa e poi si spegne sul fondo. Qui fortunato il Monterosso ma fortunato anche Lumezzane per un tiro cross che però sembrava essere più un suggerimento verso Sulè, si è trasformata in una conclusione. Non poteva nulla Deborah Picco. È stato un gollonzo anche forse troppo pesante per il Monterosso che però sembra aver subito anche mentalmente soprattutto l'1-2. Ancora basso all'interno dell'area di rigore, la sterzata, palla che rimane lì nuovamente la numero 9, poi all'indietro la conclusione di Chiara Barcella. Vediamo se c'è un tocco. No, non ha trovato l'impatto giusto la numero 5, ma ha trovato sicuramente maggiore convinzione il Lumezzane che adesso sì sta trovando anche le giuste misure in campo, sta diventando sempre più pericoloso. Perniciaro non riesce a liberare, poi arriva a darle una mano a Ellison Zamblera, si gioca in un fazzoletto. Redolfi con la suola 2 volte, poi Zonca anche lei aggredita, Zamblera che non riesce a uscire, batti e ribatti con l'ultimo tocco di Giulia Redolfi, sempre in grande proiezione offensiva ed è questa
una qualità, un pregio del Lumezzane che ha attaccato davvero quasi con tutte le sue componenti. E prima o poi questo atteggiamento ovviamente porta frutti. Concedi qualcosa se le avversarie sono brave a partirti col tempo giusto sulla linea difensiva, ma altre sì, però attacchi con così tante giocatrici che dai una volta, dai due volte, dai tre volte, prima o poi anche l'errore avversario può produrre l'episodio giusto, come è avvenuto nel caso del gol di Rafia Sule. Perniciaro cerca lei di mettere un po' d'ordine, va verticale verso la Zonca, anche lei sulla sua corsia in perpendicolare, dove però non può arrivare Chiara Bonacina, rimessa laterale. 4 minuti di recupero, 4 minuti ancora da giocare in questo primo tempo, le 3 reti ovviamente, poi la sostituzione e il doppio infortunio di Denise Alemani hanno prodotto questo ingente recupero. Le loro ultime speranze per il Monterosso per cercare di rimettere in sesso un parziale e andare agli spogliatoi non in svantaggio. Sarà difficile mentalmente per Massimo Vezzali trovare il modo e le parole giuste per approcciare bene il secondo tempo. Del resto Monterosso che ha dato vita a una prima frazione molto attenta, molto dinamica, soprattutto tatticamente, grande oculatezza nell'andare uomo su uomo, ma il punteggio dice Lumezzane 2 alla fine, Monterosso 1, anche se c'è un calcio d'angolo, una delle ultime occasioni di questa prima frazione. Il cross all'interno dell'area stacca la Nervi che però non arriva, ma ancora Monterosso, il tiro cross. Ecco il primo intervento per Aurora Gilardi, che aveva provato servita un miracolo sulla conclusione di Veronica Volonterio. Pallone però imprendibile per lei, che qui invece si è fatta trovare pronta sul tiro cross. Perniciaro, la ruleta della numero 6, che poi però perde il controllo visivo con la sfera, anche quello tecnico con l'anticipo da parte della Dalecci, che è un po' uscita dalla partita. I primi minuti tutti i palloni passavano dai suoi piedi, adesso un po' meno, più esterno il gioco del Lumezzane. Sule non trova una compagna, Citarissi difende palla, fa sportellate con Galbiati, poi riesce ad allargare a destra, si lamenta anche con il direttore di gara per un presunto fallo, non può occupare però l'area di rigore, allora prende tempo la Bonacina che va fino in fondo, il cross deviato ancora Bonacina, un altro tentativo, altro rinvio, poteva probabilmente fare qualcosa di più la numero 8 del Monterosso. Qua è costretta a un fallo che forse produrrà, sì, il primo cartellino giallo del match. È stata Federica Parsani a mandare per le terre Chiara Barcella, intervento duro da parte della numero 5 del Monterosso. C'era una potenziale ripartenza pericolosa da parte della formazione ospite, allora non ci ha pensato su due volte Federica Parsani, come diciamo forse poteva fare qualcosa in più Chiara Bonacina nel sviluppo del calcio d'angolo, manca un po' di convinzione forse negli ultimi 20 metri da parte del Monterosso, che si difende bene, ha sfruttato quella grande chance con una super giocata di Veronica Volonterio, però poi non sta attaccando con tante giocatrici, cosa che invece ha fatto il Lumezzane, continua a fare, anche se stavolta in fuorigioco Marta Basso, ma arrivano frecce bianche da tutti i lati ad attaccare la difesa del Monterosso. Ancora 30 secondi da giocare in questa prima frazione. Lazzaroni, Volonterio e poi Perniciaro, nuovamente Lazzaroni, un po' di campo per la Volonterio che taglia centralmente, ancora Volonterio inseguita da un'avversaria, sono due adesso sulla numero 7, raddoppio provvidenziale di Catarzina D'Alessi, ma ancora Monterosso che cerca con le ultime energie del primo tempo di creare qualcosa e conquista un calcio di punizione con Ellison Zamblera, allora tutte all'interno dell'area di rigore delle Lumezzane. Arriva la Lazzaroni,
arriva anche al piccolo trotto Veronica Volonterio. Sono 4 le ragazze in maglia blu all'interno dell'area di rigore. Arriva il cross ben calibrato col colpo di testa di Lisa Citarissi, e proprio su questa occasione si chiude il primo tempo. Disperazione di Massimo Vezzali, era stato sfruttato bene il calcio d'angolo, non ha incornato con altrettanta perfezione Lisa Citarissi. Nel frattempo vediamo uscire con una vistosa fasciatura, probabilmente problema allora al ginocchio per Denisa Lemani, e davvero dispiace per la numero 10 che avrà appoggiato male il ginocchio destro. Gesto di stizza adesso da parte sua, delle compagne che l'accompagnano a braccia, ma ciò che importa ai fini del risultato è il parziale, che vede in vantaggio il Lumezzane per 2-1. Le reti di Marta Basso e Rafia Sule. Tra pochissimo proprio una delle protagoniste del primo tempo ai nostri microfoni per quanto riguarda il Monterosso, la rete di Veronica Volonterio, ma vediamo se ci possiamo collegare proprio a bordo campo, dove vedo pronta appunto Marta Basso. Eccola qui. Allora Lumezzane che riesce a ribaltare il parziale in un primo tempo però molto complicato. Avete attaccato tanto, però tante volte anche in fuorigioco nei primi 30 minuti. Il Monterosso si difende molto alto, stiamo cercando di sfruttare al massimo gli spazi. Ovviamente è anche facile finire in fuorigioco, ma bisogna stare attenti a questo e cercare di fare meglio e ancora di più di quello che abbiamo già fatto. Quanto è stato importante trovare questo 1-2 anche mentalmente? Adesso la partita sembra essere totalmente cambiata. Sì, l'importante era almeno finire il primo tempo recuperando. E adesso che abbiamo fatto 2-1 possiamo anche essere un po' più tranquille, ma bisogna continuare così per continuare a fare gol. Grazie, allora grazie per queste parole a caldo dopo la prima frazione. Ringraziamo ovviamente l'ufficio stampa del Lumezzane che chiude la prima frazione in vantaggio 2-1. Lo ricordiamo ancora, le reti di Rafia Sule e Marta Basso, con il Monterosso che invece era passato in vantaggio grazie a Veronica Volonterio. Insomma, Lumezzane che ribalta il parziale, Monterosso che però è lì senza Denisa Lemani, un antipasso di quello che vedremo nella ripresa, una ripresa che si prospetta comunque ancora piena di potenziali sorprese. Noi ci fermiamo per pochissimi minuti, il break, il tempo dell'intervallo, e poi saremo nuovamente qui in diretta per Monterosso Lumezzane.
Tutto pronto per il secondo tempo di Monterosso Lumezzane, squadre che hanno già fatto il loro ingresso nuovamente in campo dopo la prima frazione che si è chiusa con il vantaggio di misura delle Lumezzane, che ha ribaltato il gol di Veronica Volonterio, gol arrivato sugli sviluppi di una ripartenza tutta in verticale con una gran giocata, un gran pallonetto della numero 7 dai 25 metri. Poi, come dicevamo, parziale che però ha visto nei minuti finali Marta Basso e Rafia Soulé riuscire a riportare il discorso sulle fila positive per il Lumezzane. E adesso partiti per il secondo tempo con subito una giocatrice del Monterosso dolorante, dovrebbe essere la Perniciaro, che vediamo, sì, adesso si accascia a terra proprio sugli sviluppi del primo pallone. La numero 6 si è subito messa le mani sul volto. Sarebbe clamoroso per il Monterosso avere una nuova difficoltà proprio lì nella zona nevralgica, dopo che, lo ricordiamo, alla mezz'ora nella prima frazione è stata costretta la squadra di Massimo Vezzali a sostituire la capitana Denise Alemanni per un problema al ginocchio, lei che componeva il tandem di centrocampo proprio insieme alla Perniciaro. Sembra essere un problema al capo per la numero 6 o alla spalla. Adesso cerchiamo di capire meglio dalla nostra prospettiva. Proprio subito dopo l'inizio del match si tocca il collo, quindi un problema tra spalla e collo per la numero 6, molto dolorante. Adesso accompagnata a bordo campo, praticamente non è iniziata, sostanzialmente ricominciata la partita, perché il gioco era subito stato interrotto dal direttore di gara. Al posto di Denise Alemanni è entrata Giorgia Zonca. Nessun cambio invece per quanto riguarda il Lumezzane e nessun avvicendamento nel corso del secondo tempo anche per il Monterosso, quindi ricomincia la partita con le 22 che hanno concluso il primo tempo. E soprattutto c'è grande curiosità per capire come scenderà in campo il Monterosso, con quale atteggiamento, con quale aggressività, se manterrà l'idea di lasciare il pallino alla squadra avversaria e ripartire, o cercherà maggiore gestione del match. Intanto qui è sempre il Lumezzane che ci prova con Barcella chiusa, poi in un secondo momento arriva anche Laura Paris in 3 ad attaccare Deborah Picco, costretta al rilancio lungo. Redolfi, ancora la 32 a combattere, difficile sradicare il pallone quando arriva in velocità Giulia Redolfi, trattore inarrestabile sull'out di sinistra, come del resto dall'altro lato sta arando il campo anche Guia Vavassori. Sule, ne salta 3 Sule, che si inventa una giocata a vertice basso dell'area di rigore, il cross per il taglio di Laura Paris, poi un'indecisione con Denise Picco che rischia qualcosa, pallone riconquistato sempre dalla Redolfi, cross all'interno dell'area, chiuso stavolta dalla buona giocata di Elison Zamblera. Sembra essere rientrata in campo con maggior lucidità la squadra di Nicoletta Mazza. Qualche indecisione da parte del Monterosso, come nell'ultima circostanza con Deborah Picco che la stava per combinare grossa. E poi sempre la qualità di Rafia Soulé, che ecco, lei che sta creando la superiorità numerica e sta anche mettendo in ambush, che solo dal punto di vista della preoccupazione mentale, la difesa avversaria. Ogni volta che prende palla può creare qualcosa. È cambiato il Lumezzane nel cercare forse un po' meno, sempre sulla verticale, ma anche appoggiarsi con la palla proprio per la Soulé, che qui è brava sulla seconda palla e serve a destra Goia Vavassori, cross come sempre quasi da falso 9. Laura Paris è la giocatrice più avanzata, con Marta Basso che invece viene incontro. Questo scambio di posizioni è stata brava la difesa del Monterosso a liberare in fallo laterale. Vavassori, servita ancora dalla Basso, il dribbling della Vavassori, poi il cross di Basso verso la Paris che riesce solamente per un attimo a toccare, ma ancora azione viva
per il Lumezzane, controcross, palla alta, Picco che esce con i pugni, invio centrale è sempre una grande idea, ma stavolta è produttivo, anche se ancora il Monterosso deve contrastare un tentativo del Lumezzane, palla messa a terra dalla Perniciaro con ordine, sbaglia però il tocco, non può arrivare Bonacina, basso, c'è un po' di spazio per Paris all'interno dell'area di rigore, ancora Paris, il cross, stavolta è attenta, è brava Deborah Picco in uscita, era rinvenuta sulla Paris Ellison Zamblera, forse il suo intervento ha causato poi piccolo errore nel dosaggio del cross, ma entra come una lama nel burro adesso il tridente offensivo della tre quarti del Lumezzane con Marta Basso che viene incontro e poi da turno sulle Paris soprattutto, ma anche Chiara Barcella cercano di attaccare la profondità. Qui il lancio lungo, la chiusura da parte della difesa del Monterosso, è un calcio di punizione conquistato da Federica Parsani che aveva anticipato un'avversaria, poi si era prodotta in una uscita acrobatica, subendo però il gioco pericoloso. Calcio di punizione, 50 minuti, sempre 2-1 per il Lumezzane, un parziale che per adesso, se confermato poi a fine partita, comunque è pesantissimo perché si giocano le altre partite e Robica Bergamo sta vincendo sul campo dello Spezia, quindi sarebbe un botta e risposta fra le prime due forze del campionato. Gli altri risultati, Angelo Baiardo che ha vinto in trasferta 3-2 contro Caprera, poi per adesso Solbietese in vantaggio 2-1 sul campo del Vittuone, stesso risultato ma favorevole alle padrone di casa del Moncalieri contro Ivrea, 2-1 fra Lumezzane e Monterosso, la partita che vi stiamo raccontando, e poi il 2-0 con cui il Real Meda si sta imponendo sul Livorno e di misura Roma sta vincendo la sua gara contro il Prosesso. Ma torniamo in cronaca perché c'è ancora la Redolfi, sempre in versione avanzata, cross sul secondo palo con l'errore di Piccolo, attenzione, la conclusione di Vavassori, altra deviazione, palla che si impenna e che va a finire sulla traversa. Stava per diventare uno dei gol più rocamboleschi sicuramente della giornata, quello tentato dalla Vavassori. Qui vediamo altra disattenzione della Pico che la lascia lì, poi in qualche modo in scivolata arriva Vavassori, destro deviato, campanile che va a baciare la parte superiore della traversa. Anche in questa circostanza avrebbe potuto poco Deborah Picco. Calcio d'angolo per il Lumezzane. Sule all'indietro verso Barcella, cross liberato solamente per un attimo, poi Veronica Volonterio, qualche protesta per un presunto fallo di mano, ma si continua a giocare. Aveva rinviato quasi sul suo stesso braccio la numero 7 del Monterosso. Rimessa laterale per il Lumezzane. Palla verso Sule che sono all'interno dell'area. Sule! Ma c'era la bandierina alzata. Qui altro intervento un po' rivedibile della difesa del Monterosso che fino all'1-0 aveva retto alla grande, concedendo davvero quasi nulla, solo un rischio di autogol di Federica Parsani alle avversarie dal pari della Sule. Azione sviluppata sulla rimessa laterale della Basso. Da quel momento traballa in maniera pericolosa la linea difensiva di Massimo Vezzali. Che adesso però si riaffaccia nella metà campo avversaria con la rimessa laterale per Ellison Zamblera. Bonacina, il controllo della numero 8, poi va a terra Zamblera, ancora Bonacina contro Redolfi, mismatch fisico con la potenza delle Redolfi che manda la palla in fallo laterale, rimane però in avanti il Monterosso. Citaristi riesce a conquistare metri e conquistare un calcio d'angolo, come sempre molto brava nella gestione dello spazio, del corpo, fa perno col fisico, si gira, conquista il calcio d'angolo che viene affidato a Chiara Bonacina. Arriva anche la Parsani, il cross della Bonacina, pallone colpito da una giocatrice del Lumezzane, poi libera tutto Laura Paris. Su lei non riesce a controllare Redolfi. Vavassori, palla lunga, Perniciaro ci mette la testa.
Poi Monterosso che si sviluppa a destra con Bonacina, altro tentativo di cross, palla che si impenna e alta traversa. Stiamo vedendo la sagra delle traverse non pulitissime, con traiettorie non sempre, anzi quasi mai indirizzate verso quella direzione, ma già la terza traversa colpita nel corso della partita, due da parte del Monterosso, uno da parte del Lumezzane, lo vediamo. Anche in questa circostanza Deborah Picco, scusate, Aurora Gilardi avrebbe potuto fare poco, ma ci crede. Adesso il Monterosso che si accende con Bonacina, limite dell'area, palla per Citaristi di prima intenzione, sul fondo, mani fra i capelli per Lisa Citaristi, perché è consapevole di essere andata ad un passo dalla rete. Lo rivediamo, brava, prima intenzione Zonca verso Bonacina, tutto di prima, la conclusione con deviazione. È stato indicato calcio d'angolo, la bandierina, allora deviazione fondamentale per il Lumezzane che deve fronteggiare un altro pericolo. Bonacina che chiama lo schema, parte il cross, la palla rimane lì, si getta la Nervi che però non arriva sul secondo intervento, si salva ancora la difesa del Lumezzane. Siamo però dall'altra parte con Sule, fa salire la squadra, trova centralmente un varco importante per la Paris, anzi era Barcella che allarga a destra, il cross di Vavassori impreciso, aveva cercato nuovamente la sua numero 5, la partita con grande veemenza, la partita in ripartenza, il Lumezzane poco impreciso però il tentativo di Vavassori, si è accesa però improvvisamente la partita con il Monterosso che dato vicino al pari, che dà segni di vita. Nervi a sinistra verso Veronica Volonterio, cross, batti e ribatti con l'ultimo tocco proprio della numero 7 che allora evita la rimessa laterale. Altro contrasto, alla meglio stavolta Chiara Viscardi che può liberare la propria area di rigore. Paris, controllo, gestione e palla allargata a sinistra verso la Redolfi, preciso il tocco a servire Sule, nuovamente centralmente si sviluppa benissimo la manovra del Lumezzane da destra a sinistra con tutta la potenzialità offensiva, formazione in maglia bianca. Poi c'è stato l'errore di Basso, era arrivata anche a supporto la Vavassori, ma davvero attacca con tutte le sue giocatrici Nicoletta Mazza sotto il profilo mentale, tecnico e della voglia offensiva, davvero un gran bel vedere quello offerto quest'oggi dal Lumezzane. Poi ci può essere precisione o meno, ci può essere un po' di frenesia, ma davvero grande coraggio e grande voglia di essere incisive con tante giocatrici, supremazia territoriale, anche grande densità nella metà campo avversaria. E adesso invece riflette con Galbiati, poi va lunga, pallone ribattuto, la difesa del Monterosso. Galbiati, l'anticipo di Zonca che poi lancia la Bonacina che si impegna nella corsa, pallone però troppo lungo, tra l'altro era arrivata la chiusura precisa di Capitan Galbiati, taglia fuori dalla numero 14, ma è tempo di cambi. Ci sono diverse giocatrici del Lumezzane che si scaldano, ma prima è il Monterosso a dare vita alla seconda sostituzione, fuori con la maglia numero 11 Sofia Nervi, dentro con la 18 Rebecca Vismara. Aveva dato tanto Sofia Nervi che si era resa protagonista di un tentativo sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma dal punto di vista fisico sembra essere calata rispetto al primo tempo. E allora dentro Rebecca Vismara, dopo Giorgia Zonca, cambia le interpreti sulla tre quarti. Massimo Vezzali vuole energia, vuole forze fresche, sa che è lì nella zona morta che si può creare qualcosa. Zonca alla meglio nel duello, Chiara Barcella, poi si appoggia a Sule, Zappa all'indietro, Viscardi cercato
col controllo di evitare la pressione avversaria. La Vavassori non ci riesce, la rimessa laterale per il Monterosso. Perniciaro, pallone per la Lazzaroni che va ancora una volta sulla prova perpendicolare ma chiude il Lumezzane che sta gestendo meno la partita in questo inizio di secondo tempo. Sicuramente massimo sforzo per il Monterosso che adesso ci prova nuovamente col cross verso la entrata Vismara. Ultimo tocco di una giocatrice in maglia bianca. Allora sarà ancora una volta calcio d'angolo. Sta collezionando calci d'angolo a ripetizione il Monterosso. Azione creata dalle due subentrate con la Zonca che aveva cercato al centro dell'area di rigore la Vismara. Calcio d'angolo proprio affidato alla numero 16. Parte il cross a rientrare, anticipata la Citaristi. La Paris che si lancia alla rincorsa della sfera, arriva per prima in verticale verso Sule. Dall'altra parte c'è anche Zappa, servita adesso la 21. Con eleganza, con lucidità, allarga dall'altra parte il Lumezzane, dove è sempre puntuale e presente a proporsi a sinistra la Redolfi, che davvero ha fatto avanti e indietro almeno 100 volte in un'ora di partita. Sarebbe curioso con il GPS poter sapere quanta distanza ha percorso la numero 32, ormai il GPS che va di moda e come nel calcio a 360 gradi. Vero motorino infaticabile la Redolfi. Da Lescic, ancora la 17 solamente per un attimo. Sule, anticipata anche lei, non riesce a mantenere vivo il pallone, però Monterosso nuovamente in possesso invece delle ospiti. Sempre Redolfi, sempre in proiezione avanzata all'interno dell'area, il cross con la chiusura di Alessia Frecchiami ed è sempre una spia del fianco la classe 97 e a Corte Franca insieme a Nicoletta Mazza e l'ha voluta poi anche a Lumezzane che ha vinto il campionato di C con la Riozzese anche con la Torres. Insomma è una giocatrice che ha grande esperienza, lo sta dimostrando. Cross ribattuto, vediamo che arriva per prima sulla sfera, si tratta di Bonacina. Citaristi ancora una volta controllo a far salire la squadra, ma palla che aveva superato la linea laterale. Allora si ripartirà con la rimessa in favore del Lumezzane, 62 sul cronometro, formazione ospite in vantaggio per 2-1, ma partita che è appesa a un filo. Redolfi stavolta è dall'altra parte, giocatrice ovunque Giulia Redolfi, che però non vince un contrasto, adesso è anche abbastanza stanca, lentamente riprende posizione, può approfittarne il Monterosso, ma ci sono subito tre sulla Citaristi, che ha nel bagaglio tecnico la capacità di gestire la palla, conquistare punizioni e far salire la squadra, ma in questa circostanza davvero attorniata da tante maglie bianche. Ne vediamo un'altra sul box del cambio, anzi sono due le giocatrici pronte a fare il loro ingresso. Tra pochissimo sapremo quali saranno le scelte di Nicoletta Mazza, che risponde ai due cambi con Zonche e Vismara per il Monterosso. Vedremo adesso chi entrerà in campo invece per il Lumezzane. Lancio lungo, 2 contro 1, brava però a leggere bene il rimbalzo della sfera Federica Parsani, mandarla in fallo laterale. Allora tempo di cambi, come dicevamo, per il Lumezzane. Doppia sostituzione, e allora si tratta di Elena Mariani. Sarà lei una delle due ragazze ad entrare in campo. Elena Mariani, maglia numero 28. Entra lei al posto di Laura Paris. Poi fuori
Marta Basso, quindi fuori due protagoniste offensive come Marta Basso e Laura Paris, dentro Camilla Ronca e Elena Mariani. Questo il doppio cambio, quindi vuole forze fresche. Là davanti Nicoletta Mazza, dentro Camilla Ronca con la maglia numero 16 ed Elena Mariani, fuori una delle protagoniste del match, Marta Basso, protagonista assolute, ma anche Laura Paris ha dato fastidio costantemente alla difesa del Monterosso col suo movimento, soprattutto senza palla, ad andarsi a infilare quando proprio la Basso lasciava la posizione centrale. Vedremo se verrà confermato il 4-2-3-1, se ci saranno delle variazioni dal punto di vista del canovaccio tattico. Non sembrerebbe. Aspettiamo magari qualche minuto per avere però conferma. Qui Citeris rimane colpita al volto, dolorante la numero 9, si sviluppa però comunque la manovra offensiva del Monterosso, vertice basso dell'area di rigore, non può però Veronica Volonterio arrivare al contatto con la sfera che termina sul fondo. Adesso vediamo cosa è successo a Lisa Citaristi. Per primo il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni della numero 9, probabilmente un colpo al volto per la capitana del Monterosso, che sembra aver smaltito l'infortunio. Si riparte allora a giocare ed è lì, sì, Lisa Citaristi che piano piano riprende la sua posizione come puntello offensivo, che ha avuto una chance importante, non enorme ma importante ad inizio ripresa, è andata un soffio dal gol con una deviazione provvidenziale da parte di una giocatrice del Lumezzane. Sembrava battuta Aurora Gilardi, pallone alla fine sul fondo, ma la sua occasione l'aveva avuta Lisa Citaristi, che rimane lì a combattere contro una difesa coriacea con una coppia Galbiati-Viscardi che è davvero difficilissima da scardinare. L'istinto del killer Lisa Citaristi si era intravisto anche in questa partita. Perniciaro non mantiene vivo il pallone, che invece è riconquistato da Lumezzane con Dalesgic, che poi va all'indietro. Gilardi con l'esterno, pallone in profondità, poi non può arrivare la Redolfi sul tocco di Camilla Ronca. Un pallone giocato dalla numero 16, che si è andata a piazzare lì sulla tre quarti, quindi cambia poco o nulla dal punto di vista tattico. Come vi dicevamo, rimane con la stessa idea in campo la Mazza. C'è la Ronca larga a sinistra con invece Elena Mariani trequartista centrale. Anzi, punto di riferimento, perché trequartista centravanti al posto della Basso. Qui il dribbling è proprio della Ronca, che va all'interno dell'area di rigore sul secondo palo, il liscio della Sule, poi la conclusione di Avassori con l'intervento salva risultato di Deborah Picco, che tiene a galla le sue. La Sule che ha lisciato la sera, e non è da lei un errore del genere. Poi è arrivata come sempre a rimorchio la Vavassori, grandissimo intervento della Picco, ma siamo subito dall'altro lato con Citaristi. Cerca un po' di ossigeno, chiama le sue compagne a salire, in effetti 3 contro 8, era rientrato tutto il Lumezzane, invece al piccolo trotto sta adesso cercando di affollare la metacampo avversaria il Monterosso. Il cross verso l'interno dell'area di rigore sul secondo palo, Bonaccina non arriva, va tagliato tutta l'area del Lumezzane. Il cross proveniente dalla sinistra da parte di Lisa Lazzaroni, mentre qui rivediamo lancio di Ronca, Sule che non trova il pallone, e poi la conclusione della Vavassori e l'intervento con la I maiuscola di Deborah Picco, posizionata bene. Difficile fare gol da quella posizione per la Vavassori, ma era potente il destro della numero 2, molto brava Deborah Picco, che dopo qualche incertezza inizio ripresa adesso ha dato sfoggio a un grande intervento. Dalescic
Pallone centrale gestito da Chiara Barcella, che come sempre è brava a legare il gioco con i tempi di gioco perfetti. Sule, pallone gestito da Elena Mariani che viene contrastata da due avversari e porta a casa il calcio d'angolo. 69-20 ancora da giocare, stiamo entrando nell'ultimo quarto di gara. Si fa tutto il campo in orizzontale Giulia Redolfi per andare a battere questo corner con quattro giocatrici a ridosso della porta di picco col mancino, traiettoria di entrare proprio sull'agglomerato che si è venuto a creare là dalle parti del numero 1 del Monterosso che tocca la sfera e era indirizzata bene la palla crossata dalla Redolfi. Brava Deborah Picco perché aveva due giocatrici avversarie proprio dalle sue parti, si è allungata, l'ha mandata in calcio d'angolo, ora si va dall'altra parte, ancora traiettoria di rientrare, stavolta col destro. Altro pallone scollellato all'interno dell'area di rigore. Bonacina, poi col tacco, la Zonca che libera la sua area. Ancora la Bonacina, il controllo, vuole portare avanti le sue, ma rinviene. Con ampia falcata Chiara Barcella. Mariani. Ancora Barcella, altro lancio lungo. Sule, movimento a ricciolo. Con la chiusura però da parte di Federica Parsani. Poi si combatte ancora, nuovamente Mariani. C'è un po' di stanchezza, un po' di confusione, anche qualche errore tecnico che potrebbe però dare vita poi a un finale ancora più spettacolare, perché quando le energie vengono meno, le squadre si allungano, può succedere di tutto. Energie che vengono richieste dalla panchina, pronto un cambio per Monterosso, pronta con la maglia numero 15 Gloria Cattaneo, prende il posto di Veronica Volonterio, anche lei aveva dato tutto, una delle migliori, se non la migliore nel primo tempo di entrambe le squadre. Era calata vistosamente nella ripresa. C'è un cambio anche per il Lumezzane, se non abbiamo visto male. Vediamo un po'. Cerchiamo di capire un po'. Allora, dovrebbe essere entrata con la maglia numero 4 Rossella Valesi, lei che entra sul rettangolo di gioco. Adesso cercheremo di capire e ricostruire chi le ha lasciato il posto. Intanto c'è il cross con Sule anticipata. Barcella la riscodella verso l'area di rigore del Monterosso. Poi il primo pallone gestito proprio da Rossella Valesi, da Levcic. Bavassori solamente per un attimo, c'è un po' di campo adesso che può essere attaccato dal Monterosso, ma subito coperture preventive che premiano il Lumezzane. Del resto con due centrali come Biscardi e Galbiati puoi anche offendere con tante giocatrici, perché poi loro sempre sono pronte a metterci una pezza. Potrebbe essere, non la vediamo, la Zappa ad aver lasciato il campo a Rossella Valesi. Adesso cercheremo di essere più precisi, però potrebbe essere, dovrebbe essere Elisa Zappa. La Dalesgic c'è, potrebbe essere lei in mezzo al campo ad aver lasciato spazio alla compagna di squadra, confermando comunque sempre il 4-2-3-1. Sule riesce ancora una volta ad avere meglio di una giocatrice avversaria. Poi il tentativo in verticale anticipata la Mariani. Valesi, l'apertura a sinistra dove stavolta non può arrivare per prima Redolfi, che comunque va in pressione, non permette al Monterosso di costruire bene.
E poi la Galbiati che libera in fallo laterale proprio dalle parti della panchina di Massimo Vezzali. Grandi falcate, la capitana delle Lumezzane riprende posizione, cerca di accelerare un po' i tempi in Monterosso. Chiusa Bonacina, doppio contrasto, ultimo tocco però della Redolfi, rimessa laterale per le padrone di casa, 74 sul cronometro, sempre 2-1 in favore del Lumezzane. Nel frattempo dilaga l'Orobica 3-0 sullo Spezia in trasferta, risultato pesante per la classifica per l'Orobica Bergamo, quota 15 punti prima dell'inizio del match, più 2 sul Lumezzane. Diventa la Palissiano il peso di questa partita. Ancora pesa un filo al 75esimo minuto di misura, la seconda forza del campionato in vantaggio sul Monterosso. Ovviamente l'Orobica guarda con mezzo occhio quello che sta succedendo qui, perché vorrebbe dire prima minifuga del campionato, una vittoria della prima forza, un mezzo passo falso del Lumezzane che però per adesso ha saldamente in possesso il match. Ancora manca tantissimo. Mariani, controllo e poi all'indietro verso Barcella che fa correre sull'out di sinistra la Ronca, che nel contrasto è l'ultima a toccare la sfera. Allora rimessa dal fondo per il Monterosso. Lancio di Picco nuovamente, però sfera che arriva a disposizione delle Lumezzane. Contrasto energico sulla tre quarti offensiva delle ragazze in maglia bianca che continuano a gestire il pallone. Valesi, doppio passo, poi il tentativo in verticale, altra chiusura, allora potenziale ripartenza per il Monterosso, ma copertura preventiva ancora una volta eseguita perfettamente dalle ospiti. Poi un rischio di Ellison Zamblera che in due tempi riesce a servire la Bonacina. Uno sguardo in avanti, c'è come sempre la Citarissi che fa scorrere il pallone. Attenzione alla Citarissi, 25 metri, altro tentativo in profondità, ma altra chiusura provvidenziale da parte di Guia Vavassori. Era stata bravissima col controllo e dribbling incorporato Lisa Citarissi a evitare l'intervento di due avversari, e poi però anche la forza fisica che in questo secondo tempo sta facendo un po' la differenza in favore del Lumezzane. Bonacina, cross con però il fischio del direttore di gara, perché c'era stato l'intervento falloso della Redolfi che in extremis aveva cercato di arginare la possibilità di traversone per la numero 8 Pestone, inflitto proprio alla Bonacina, e dunque calcio di punizione. Si chiariscono le due, o meglio vorrebbe chiarire un po' di più la Redolfi, se ne va stizzita la numero 8 invece del Monterosso, che ha guadagnato dunque questo calcio di punizione con sul punto di battuta Rebecca Vismara. Due ragazze in barriera per Aurora Gilardi. Grande movimento all'interno dell'area, marcatura personalizzata da parte delle Lumezzane. Parte adesso il cross, palla che rimane lì, brava la difesa con Elisa Galbiati a liberare, poi Sule che può fare ripartire la 4x4 del Lumezzane. La corsa di Sule arriva per prima, però con un'accelerazione davvero impressionante Alessia Frecchiami. L'uno contro uno in velocità con la Sule non lo vincono tutte. Qui brava la Frecchiami, perché sarebbe davvero potuta essere una situazione pericolosissima per il Monterosso, che adesso sta cercando al 78esimo minuto l'ultimo sforzo per rimettere in sesto una partita che è stata a lungo in bilico. Ricordiamo che il Monterosso le è passato in vantaggio grazie alla rete della Volonterio, poi l'1-2 sul finire del primo tempo del Lumezzano, 1-2 che sta reggendo anche nella ripresa. Sule, calcio d'angolo conquistato dalla numero 10, l'ultimo tocco è di Ellison Zamblera. Arriva Katarzyna Dalescik, già in aria pronte Elena Mariani
che Camilla Ronca, forse è pronto un altro cambio per il Monterosso. Nel frattempo arriva il pallone all'interno dell'area di rigore, Picco in qualche modo, poi la conclusione, ancora Picco, altro intervento decisivo dopo quello su cui aveva Sori. Adesso è stata Camilla Ronca a vedersi ribattere quasi a botta sicura il suo destro con i piedi, è stata bravissima Deborah Picco. Se ha ancora qualche possibilità il Monterosso, sicuramente è merito della sua numero 1. Citaristi, il dribbling della 9, attende l'arrivo di Bonacina, c'è un po' di spazio dall'altro lato, Bonacina va da sola, ancora Bonacina, adesso si allarga a sinistra, arriva il cross verso Vismara, il controllo di Vismara che poi è sfortunata nel rimpallo finale con Chiara Viscardi. Il Monterosso probabilmente ha il demerito, ma anche difficoltà fisica nell'attaccare con pochi elementi. Sono sempre massimo 3 o 4 le giocatrici che si fanno trovare nei pressi dell'area di rigore avversaria. C'è sempre una superiorità numerica netta da parte dell'Umezzane, poi diventa difficile, diventa estremamente importante essere davvero precisissime, e non sempre, soprattutto col passare dei minuti ciò diventa facile. Anzi, Barcella, dribbling e poi servizio sulla sinistra dove c'è molto campo per la Ronca, il cross arretrato, palla che rimane lì tra 3 maglie bianche, arriva per prima la Perniciaro, ma altra occasione per il Lumezzane che non la sta chiudendo. Redolfi pronta a far ripartire il gioco, anticipata, poi commette fallo probabilmente, sì, ammette le sue colpe, calcio di punizione per il Monterosso, 10 minuti e poi sarà solamente recupero. Intanto la Citaristi da capitana va a dire qualcosa al direttore di gara, non soddisfatta di alcune scelte di Tommaso Scuderi. Qui altro cambio dentro con la maglia numero 13, Marcella Castelli fuori, Elisa Lazzaroni di altro cambio per il Monterosso che la sta provando in tutti i modi. Non cambia tatticamente ma cambia le forze in campo, come dicevamo, sempre attacco con grande densità. Per fare male a una difesa strutturata come quella dell'Umezzane serve sicuramente più impeto e veemenza. Vismara, lei ci prova dalla distanza senza impeto e veemenza, pallone telefonato per Aurora Giraldi che si accascia e fa scorrere i secondi. C'è la pressione alta delle 4 giocatrici, la Citaristi più le 3 trequartiste del Monterosso, e allora va a lungo la Gilardi sempre verso Sulè, e quando il pallone va verso la 10 è quasi sempre in banca. Sia tecnicamente che dal punto di vista della forza fisica è una garanzia Rafia Sulè. Redolfi, pallone lungo controllato dalla Ronca che è entrata bene, benissimo in partita. Ancora Redolfi che taglia verso il centro, porta fuori posizione le due avversarie, così si è ritrovata sola la Roncar che però non riesce a controllare. Citaristi su un fallo sulla compagna, Citaristi che fa correre la Bonacina, attenzione perché c'è un potenziale 2 contro 2, ma arriva come un fulmine Chiara Viscardi, palla, piede, tutto, ma sicuramente la cosa più importante per la Viscardi era mettere un freno all'avanzata della Bonacina che adesso accusa anche dei crampi. Era stata splendida la soluzione trovata dalla Citaristi che un tunnel ha fatto viaggiare sulla corsia di destra proprio la sua compagna, che non aveva fatto i conti però con la chiusura provvidenziale della Viscardi. Sono due giocatrici, Viscardi e Galbiati, che non solo di posizione ma anche in ampiezza fanno un lavoro importantissimo per Nicoletta Mazza. Con due giocatrici così, più l'esperienza di Caterina Dalescic in non possesso, hai garantita comunque un'ottima copertura del campo, comunque un'attenzione sulle coperture preventive enorme, e puoi attaccare con tante ragazze. E
questo un principio abbastanza semplice che si è notato quest'oggi, è perché gli spazi si sono creati poi effettivamente per il Monterosso, ma nella maggior parte dei casi merito enorme le due centrali a chiudere, e tra l'altro con la spinta costante di Giulia Redolfi, la Galbiati, spesso in questo caso la Viscardi, sono chiamate agli straordinari in più di una circostanza. Dolorante la Bonacina adesso a bordo campo. Nel frattempo Citaristi che arriva sul fondo, il cross, presa bassa, salda da parte di Aurora Gilardi. Non era facile perché era partito in maniera potente il cross della Citaristi, che sta giocando benissimo di fisico, di astuzia. Qui se n'è andata sulla Redolfi, poi cross, però manca proprio la Citarista all'interno dell'area di rigore. Allora facile per il Lumezzane evitare guai peggiori. 85 sul cronometro, pallone gestito dalla Gilardi. Il lancio lungo di testa, Frecchiami, ma sempre Sule. Porta a spasso un'avversaria, poi si affida a Valesia, altro traversone all'interno dell'area, stavolta impreciso. Vuole accelerare i tempi Deborah Picco, non c'è però una linea di passaggio. Allora va a rilancio lungo la numero 1 a cercare Citaristi, la capitana che va a pressare Redolfi. Altro rilancio, stavolta l'errore da parte di Parsani. Può attaccare Ronca, che vediamo se accelererà o cercherà di giocare col cronometro, forse quest'ultima. Sì, va verso la bandierina la Ronca, contrastata la numero 5 avversaria, porta a casa un fallo laterale intelligente. La numero 16, come vi dicevamo, ottimo ingresso in campo per Camilla Ronca, e fa il suo ingresso anche con la maglia numero 19 Claudia Orlando al posto di Chiara Bonacina, che è rimessa dolorante dopo quell'ultimo contrasto con Chiara Viscardi. Crampi per lei, non ce la fa. Allora dentro con la maglia numero 19 Claudia Orlando, quinto cambio per il Monterosso, che adesso deve difendersi contro Camilla Ronca, ancora una volta col fisico, con l'astuzia. Porta a casa un'altra rimessa laterale. Scorrono i secondi sul cronometro, scorrono velocemente per il Monterosso. Forse un tocco con un braccio, sì, gliene era avvisato da parte del direttore di gara. Era stata Katarzyna Dalescik a colpire involontariamente, o meno, se era stata interpretazione da parte del direttore di gara, il tocco condizionante col braccio da parte della 17. Monterosso che adesso cerca, anche con un po' di frenesia, di ribaltare il campo, ma invece mette calma, mette lucidità, mette tecnica sul rettangolo verde la Sule, che controlla e allarga a destra verso Elena Mariani. Valesi, ancora Mariani, uno sguardo al centro dell'area, cross verso la Sule come intenzioni, ma alla fine arriva dalle parti della Picco, che invece va velocemente dall'altro lato, non trova la Citaristi. E allora pallone appoggiato con estrema calma da Elisa Galbiati verso Aurora Gilardi. Calcio di punizione per il Monterosso. Si sgola Massimo Vezzali, che chiede alle sue l'ultimo sforzo. L'hanno entrata Orlando, gioca centralmente, rischio da parte della Zonca, però molta stanchezza adesso in campo. C'è un po' di spazio per il Lumezzane, non riesce a portare a casa il calcio di punizione Mariani. C'è neanche lo spazio per servire Sule, lo porta a casa invece sì il piazzato Citaristi. Anzi no, sembrava in un primo momento che l'arbitro avesse indicato il calcio di punizione, non è stato così. Allora nuovamente pallone in possesso per le ospiti. 60 secondi, poi sarà solo recupero per le speranze del Monterosso. Sule all'indietro,
ancora la numero 10 che si lancia alla rincorsa del pallone, però viene anticipata. Citaristi, lei no, non viene anticipata, viene mandata per le terre, stavolta sì, il calcio di punizione c'è. E allora questa è certamente una delle chance migliori per il Monterosso, che risale il campo col piazzato, arriva la Zonca, ovviamente la Citaristi, 6 giocatrici del Monterosso all'interno dell'area di rigore, arriva adesso anche la Perniciaro, tutto o quasi il Lumezzana, difesa del 2-1 che adesso vale tantissimo a 60 secondi, anzi adesso no, adesso siamo arrivati al 90esimo e vale ancora di più, che c'è una rimessa dal fondo gestito male, non sfruttato. Questo calcio piazzato, vediamo quale sarà l'entità del recupero. 90esimo già scoccato, non ci sono state grandi situazioni di perdita di tempo, ovviamente le sostituzioni, almeno 3 minuti, 4 minuti di recupero potrebbero essere sanciti, anzi 5, ma sono 5 minuti di recupero, si giocherà fino al 95esimo con Lumezzane che è in possesso della sfera, lancio lungo, l'intervento di Alison Zamblera, poi la Barcella che ne dribbla 2, 3, ancora Barcella, il tocco verso Sule che però si era attardata in posizione regolare, infatti se la prende la numero 5 che dopo uno slalom gigante avrebbe voluto maggiore attenzione da parte della compagna di squadra. Vediamo, c'è un altro cambio per il Lumezzane, esce la Redolfi che ha dato tutto, davvero tutto nel corso della partita, dentro Carolina Sardi Deletto, ha dato tutto la Redolfi e anche qualche calcio in più alle caviglie avversarie nel finale per, diciamo, evitare dei guai, visto che le forze fisiche erano venute meno. Dentro con la maglia numero 23 Carolina Sardi Deletto che prenderà il posto proprio di Giulia Redolfi a 3 minuti 30 secondi al termine del match, una delle ultime occasioni con rilancio lungo da parte di Deborah Picco, non abbastanza lungo perché viene intercettato da una giocatrice del Lumezzane. Poi la Mariani difende palla e riparte, il contrasto con Alessia Frecchiani, alla meglio Mariani che arriva fino in fondo, ancora Frecchiani sulle sue tracce, arriva il cross facilmente gestito dalle maglie del Monterosso che adesso cercano di risalire il campo. Poteva forse giocare un po' più con il pallone fra i piedi la Mariani e perdere tempo, invece ha cercato il servizio all'interno dell'area. Altra rimessa laterale, Citaristi, ultimo tocco è di una giocatrice in maglia bianca, allora prende subito la palla Alison Zamblera, conquista metri in touche letteralmente il Monterosso che però poi non sfrutta la rimessa laterale. Sardi Deletto deve liberare la palla, si affida all'indietro verso Capitan Galbiati, il rilancio lungo, ma ancora Monterosso che adesso è in massa nella metà campo avversaria. Orlando, cross sul secondo palo, intervento non perfetto da parte della difesa del Lumezzane che adesso sta stringendo i denti con un po' di imprecisione. Massimo sforzo da parte del Monterosso, tutti nell'area, nella metà campo e nell'area di rigore adesso del Lumezzane. Orlando, scontro fra neoentrate contro Sardi Deletto, ancora Orlando fino in fondo, Orlando che cerca di arrivare sul pallone, viene aiutata da Citaristi che fa rocambolare la sfera sulla Sardi Deletto. Allora calcio d'angolo per il Monterosso, tutti dentro, 2-1 in favore del Lumezzane, una delle ultime chance per le padrone di casa, pronta dalla bandierina Claudia Orlando, arriva accanto a lei Alison Zamblera, si va invece al centro con l'anticipo maestoso però da parte della difesa del Lumezzane che può ripartire con Sule, ha tanto campo davanti a lei, Sule, la velocità del numero 10, Sule, ancora lei, Sule contro Picco, ancora la Sule col destro e mette la ciliegina sulla prestazione personale con la doppietta, ma soprattutto l'ombrellino sulla vittoria del Lumezzane che porta a casa 3 punti pesantissimi. Ci aveva provato proprio in questo finale ormai con
le ultime speranze, il Monterosso, tutti nell'area di rigore, nella metà campo del Lumezzane, con la velocità. La Sule ha trovato la corsia giusta, si è aperta una prateria davanti a lei, ha cercato di rinvenire Alessia Frecchiami, poi Fredda, la numero 10 del Lumezzane, non poteva davvero nulla. Deborah Picco, dunque doppietta personale di Rafia Sule dopo la rete di Marta Basso nel primo tempo. Un Monterosso che era passato in vantaggio con Veronica Volonterio, però poi la maggiore capacità di gestione della partita, delle situazioni da parte delle Lumezzane ha avuto la meglio. È rimasta però in partita e questo già è un grande merito per il Monterosso. La formazione di Vezzali ancora ci prova, la squadra di casa vuole chiudere comunque con orgoglio, comunque col piede sull'acceleratore. Alison Zamblera, il dribbling della numero 2, forse l'ultimo tocco è il suo, cerca di difendere la palla da Galbiati. Zamblera che però non si arrende ancora, questo è sintomo comunque di grande orgoglio, grande attaccamento. È impossibile arrivare nuovamente sulla sfera, ma sono segnali che devono essere presi in maniera estremamente positiva da parte del tecnico del Monterosso. E ovviamente siamo a inizio campionato, a inizio stagione, c'è tanto su cui lavorare, ma la base non solo tecnica ma anche mentale sembra essere davvero di grande livello per una squadra che ancora, nonostante il doppio svantaggio, si porta in avanti al 95esimo, anzi 96esimo, scaduto il recupero. Vediamo se sul rinvio arriverà il triplice fischio del direttore di gara. No, che fa ancora giocare con il recupero palla di Vismara all'interno dell'area di rigore. Ancora Vismara, cerca di saltarne due, sempre Vismara, tocco centrale per Zonca, chiusa, e adesso sì, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Si chiude lo scontro fra Monterosso e Lumezzane con la vittoria della squadra allenata da Nicoletta Mazza. Monterosso che era passato in vantaggio grazie alla rete di Veronica Volonterio. Poi sul fine del primo tempo l'1-2 delle ospiti con il gol di Rafia Sule e la rete del sorpasso di Marta Basso. Nel secondo tempo è successo di tutto, con l'occasione per Lisa Citaristi di poco sul fondo, traverse rocambolesche colpite da una parte e dall'altra, e poi sul tentativo disperato del Monterosso nel finale di raggiungere il pari, il contropiede a campo aperto di Rafia Sule che ha portato al doppio vantaggio definitivo del Lumezzane. Soprattutto Lumezzane che porta a casa 3 punti importanti nella rincorsa al primo posto, in corsa che oggi vedeva sicuramente degli incroci molti importanti, con l'Orobica che ha vinto contro lo Spezia. Il Lumezzane ha fatto il suo contro il Monterosso, però mi sento di dire che anche per la squadra di casa possono arrivare sorrisi. Monterosso che deve recuperare una partita, 2 vittorie e 3 sconfitte. I numeri potrebbero sembrare più negativi rispetto però a quello che abbiamo visto quest'oggi, perché certamente la squadra di Massimo Vezzali ha dimostrato compattezza, ha dimostrato grande voglia e grande personalità, però è stata dimostrata anche una maggiore probabilmente consapevolezza ed esperienza da parte di un Lumezzane che adesso va a ringraziare i propri tifosi. E tra poco avremo a bordo campo le emozioni a caldo. Vediamo, già pronta Lisa Citarissi. Vediamo se è microfonata, è pronta per arrivare ai nostri microfoni. Eccola lì, Lisa Citarissi. Intanto complimenti per la prestazione, ci avete provato fino all'ultimo, fino alla fine, forse è proprio da qui che si deve ripartire. Sì, ce l'abbiamo messa tutta, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra tosta, però fierissima della mia squadra, abbiamo cercato di tenere fino alla fine, forse questo 3-1 un po' troppo ampio come risultato, ma abbiamo giocato un'ottima partita e ci resta solo che imparare da questa sconfitta. C'è il rammarico per quell'occasione a inizio ripresa col tuo destro deviato, quasi l'illusione ottica del gol, davvero per pochi centimetri. Poteva entrare, come non è entrata, sono occasioni che capitano, fa niente.
però l'importante è che ce l'abbiamo messa tutta oggi, tutte. Grazie dunque a Lisa Citaristi, come ha sottolineato la numero 9 del Monterosso. Ci hanno provato fino alla fine, poi quel tentativo, quell'occasione poteva risultare più o meno fortunata, ma sicuramente è stata una partita combattuta fino all'ultimo contro una squadra come il Lumezzane, attrezzata per fino all'ultimo certamente essere nei piani alti della classifica. E abbiamo adesso i nostri microfoni mister Vezzali. Mister, intanto complimenti per una partita studiata, anche come approccio molto bene. L'episodio del primo gol lo dimostra, tatticamente eravate partite davvero in maniera perfetta. Sì, l'avevamo preparata molto bene questa partita, avevamo paura dell'avversario, anzi rispetto, però era preparata giusta. Mi dispiace per i 2 errori in fase difensiva, 2 mancanze, perché eravamo in partita. Purtroppo con queste squadre si pagano e primo tempo siamo andati in svantaggio 2-1 e quindi dopo è dura rimetterle in piedi. Importante, dicevo, in cronaca comunque l'atteggiamento nel finale sul 2-1, ci provi, prendi il 3-1, ma comunque sempre con testa alta e voglia di aggredire, ecco, anche da questo si deve ripartire probabilmente. Sì, non posso dire niente della nota delle mie ragazze perché è andato l'anima e è quello che avevo chiesto nello spogliatoio di una partita, di non mollare su tutti i palloni, di essere sempre presenti, intensità, e l'abbiamo fatto, però hanno vinto loro, hanno meritato loro, complimenti a loro. Grazie dunque a mister Vezzali. Grazie a voi. Grazie e ovviamente in bocca al lupo per il futuro. Tra pochissimo avremo anche delle protagoniste per quanto riguarda il Lumezzane, che certamente ha anche giustamente festeggiato una vittoria pesantissima in chiave classifica, pesantissima per quello che rappresenta la rincorsa al primo posto, un percorso quasi del tutto netto, come vi dicevamo, per la formazione allenata da Nicoletta Mazza, che tra pochissimo sarà ai nostri microfoni, ma prima abbiamo proprio la capitana Galbiati. Allora, intanto complimenti per una vittoria pesantissima, dicevo, soprattutto in chiave classifica. Sì, grazie. Ci volevano questi 3 punti, è stata una vittoria cercata, sicuramente ci sono state occasioni sia da un lato che dall'altro, ma credo che alla fine la nostra voglia di ottenere questi punti ci abbia portato alla vittoria. E direi anche consapevolezza, cioè avete un modo di stare in campo che già fa vedere un'identità abbastanza netta. Sì, no, sicuramente lavoriamo ogni settimana per cercare di trovare un'identità e di migliorarci anche a livello di posizioni, come stare in campo, e credo che piano piano i risultati si stiano vedendo. Grazie dunque a Elisa Galbiati, complimenti per la vittoria. Tra pochissimo, come vi dicevo, avremo anche, per completare il giro delle sensazioni a caldo, Nicoletta Mazza in un pomeriggio di sorrisi certamente per il Lumezzane, è un pomeriggio di rammarico, come avete sentito dalle parole di mister Vezzali, che l'aveva preparata perfettamente per cercare di portare a casa qualcosa di davvero importante, e si stava concretizzando nel primo tempo. Poi la partita lunga, il Lumezzane ha avuto la meglio, soprattutto il crocevia rappresentato dall'1-2 a fine primo tempo, difficile da gestire mentalmente, anche se poi c'erano state delle occasioni nella ripresa per poter rialzare immediatamente la testa e soprattutto rimettere il parziale sulla parità. Quella della Citaristi rimane l'occasione più importante, ma alla fine si è salvata la difesa del Lumezzane e nel finale il gol scacciapensieri di Rafia Sule. Ma intanto vedo microfonata Nicoletta Mazza, allora vediamo se andiamo a bordo campo per chiudere il giro delle interviste. Eccola qua inquadrata. Allora, intanto complimenti, come li ho fatti a Elisa Galbiati. Parlavamo di identità con Elisa, l'identità forse è l'aspetto più importante di una squadra che, grazie probabilmente proprio alla Galbiati e alla Viscardi, si può permettere una trazione anteriore totale, grande densità e grande supremazia territoriale. Sì, penso che siano giocatrici che ci hanno portato grande esperienza e sicuramente ci consentono di avere qualche libertà in più
dalla difesa verso l'avanti, diciamo, però da sole non potrebbero supportare una squadra intera, quindi tutto deve funzionare insieme. Qual è l'aspetto più importante che vi portate da questa vittoria comunque complicata? Fino all'ultimo la partita era rimasta in bilico. Oddio, è rimasta in bilico la partita, però credo che come supremazia territoriale, come diciamo quantità di mole sviluppata non ci sia stata partita. Abbiamo comunque, nonostante questo, subito delle ripartenze, però abbiamo fatto una partita da squadra matura in cui quando c'è da soffrire si soffre insieme e quando bisogna ripartire ci siamo alla grande, perché penso che abbiamo creato una quantità di situazioni di palle gol importanti che noi non subiamo mai. Nonostante questo, quando anche gli altri ci infilano, anche per noi c'è da soffrire. Grazie dunque a Nicoletta Mazza e complimenti per la vittoria e buon Grazie lavoro a voi. nel corso di questo Grazie. campionato. Grazie a Nicoletta Mazza, campionato che è ancora lunghissimo, ma che campionato che è iniziato sicuramente nel migliore dei modi per il Lumezzane. È tutto dunque per quanto riguarda questa sesta giornata. Ricordiamo il finale con la vittoria del Lumezzane per 3-1 sul Monterosso, le reti per le padrone di casa di Veronica Volonterio, per il Lumezzane la doppietta di Rafia Sule e il gol di Marta Basso. L'appuntamento è rimandato dunque alla prossima settimana con lo spettacolo della Serie C femminile, lo spettacolo quest'oggi che è stato garantito da due squadre che sicuramente diranno la loro fino alla fine.